Una notte di passione, quella trascorsa dai residenti di Via Ghirada alle prese con gli allagamenti causati dall'eccezionale ondata di maltempo di ieri. I vigili del fuoco hanno liberato garage scantinati invasi dall'acqua che in alcuni punti aveva superato i 2 metri. Al mattino poi arriva il momento di fare la conta dei danni. Tutto bisogna buttare via. Nulla si salva dagli allagamenti in questi garage. Le intense precipitazioni non hanno dato il tempo ai residenti di mettere in salvo i propri oggetti ed i mezzi parcheggiati. Una situazione esasperante che si ripete ogni qualvolta piove per diverse ore. E cosa avevano nel garage? 4 moto della scuola guida. Non è riuscita a salvarle? No. Sicuramente il comune deve fare qualcosa perché deve intervenire per questi problemi che ovviamente sono problemi del comune, quindi poi toccano noi, quindi il nostro stato d'animo è un disagio tremendo. I residenti chiedono che l'amministrazione, e ormai si rivolgono a quella futura, prenda in mano la situazione una volta per tutte. Lo sapevano tutti che questa zona è una palude e hanno concesso la possibilità di fare dei garage interrati sotto la strada e quindi si ripeterà ancora se non si prendono dei provvedimenti definitivi. A subire danni anche alcuni esercizi commerciali che si trovano lungo Via Ghirada, anche in questo caso una storia che si ripete. Più o meno sui 10.000 euro di cose buttate via, anche perché si sono rotti dei vasi con le onde delle macchine della strada, comunque si sono rotti i vasi, comunque c'è un danno di 10.000 euro. Logicamente io non so più come fare per ricominciare, io non so più cosa dire, sono disperata.